concerto nello scenario unico del Mercadante ritrovato. Protagonisti Pino De Maio, chitarrista napoletano interprete della grande tradizione musicale, un'orchestra di 20 elementi, la solidarietà della gente. Concerto per la vita, una iniziativa in favore del comitato Gigi Ghirotti e dell'associazione Amici della Fondazione Pascale. Solidarietà come dovere per i giornalisti, i professionisti, gli imprenditori, gli operatori sanitari impegnati nel Ghirotti nel nome di un famoso giornalista morto per cancro e nell'associazione che promuove l'immagine della fondazione di ricerca oncologica più importante del Mezzogiorno. Con Ermanno Corsi, presidente del Ghirotti, Marco Salvatore, direttore scientifico del Pascale, Renato Ponari, presidente del Consiglio di amministrazione, gli sponsor che hanno aderito all'iniziativa: l'ASCOM, l'Associazione Orafa Napoletana, l'Ordine Nazionale dei Biologi, la SIAD, la Tangenziale di Napoli. E con il sindaco di Napoli Polese e il ministro della Sanità De Lorenzo, in una serata che alimenterà borse di studio, attrezzature e informazione preventiva sui tumori, premi un Pulcinella dello scultore Lell'Esposito a Sergio Bruni, Francesco Canessa, Roberto De Simone, Roberto Murolo, 4 protagonisti della musica targata Napoli, e di una giovane ricercatrice del Pascale, Immacolata Silvestri. Il tutto inserito in un percorso musicale raffinato che per una sera ha fatto rivivere l'antico teatro napoletano.